Protezione civile di Auronzo presa di mira dai vandali a farne le spese e i mezzi e le attrezzature in dotazione. Un gesto che ha suscitato anche la reazione dell'assessore alla protezione civile della Regione Veneto Giampaolo Buttaccini, che è lapidario, ha detto come non ci siano parole per commentare un atto del genere. Tutti i vetri della roulotte spaccati, le porte divaricate fuori, sono entrato dentro il disastro. Le radio rotte, le antenne piegate, sa anche lei che le antenne una volta piegate non funzionano più, è da ricomprare tutto. A questo punto non so neanche più se si compra, se si metterà a posto, le dico sinceramente, non so. Le roulotte della protezione civile sono a tutti gli effetti delle sale operative mobili provviste di radio professionali, computer e antenne, collegate con i vari ponti presenti sul territorio, attrezzature che sono state danneggiate o distrutte. Il presidente dell'associazione ha trovato il deposito in condizioni disastrose, finestre rotte, porte sfondate, una scena di devastazione con mezzi aperti e materiali sparsi ovunque. Si parla di migliaia di euro di danni. Noi avevamo messo della rete intorno perché la gente non venisse dentro, arrivo giù e mi pareva che fosse una bomba. Non è la prima volta che il deposito subisce intrusioni e vandalismi, tanto che erano state prese misure utili ad aumentarne la sicurezza, ma evidentemente non sono state sufficienti.